Sono onorata di essere stata comunque la faccia di tutto questo e di aver forse dato la prima spinta. Il volto è quello di Silvia Semenzin, 27 anni, di Montebelluna, ricercatrice in sociologia digitale all'Università di Milano. Grazie a lei e al gruppo di persone che è riuscito a sensibilizzare e mettere insieme nella lotta contro il revenge porn, oggi si è vicini ad avere una legge che punisce chi diffonde online immagini intime senza il consenso di chi vi appare. La battaglia di Silvia inizia quando lei stessa si scontra con vittime di revenge porn tra la sua cerchia di amicizie. Di fronte al dolore di queste ragazze inizia con le colleghe dell'università uno studio più approfondito del fenomeno. Organizza una conferenza alla quale prende parte anche Amnesty International. Io ho cominciato a collaborare con Amnesty per fare sensibilizzazione nazionale sull'argomento. Dopo la campagna sono finita a parlare proprio come testimonianza da parte di Amnesty International a una conferenza in cui c'erano anche le 3 associazioni che poi mi hanno chiesto pochi mesi dopo di diventare la faccia della campagna Intimità Violata. Da qui inizia il suo impegno come testimonial di Amnesty, che sfocia in una petizione rivolta al mondo politico. Abbiamo chiesto, lanciandola su change.org, alle istituzioni italiane, facendo riferimento principalmente a Laura Boldrini, di varare una legge contro il revenge porn. Laura Boldrini è stata una delle prime firmatarie della nostra petizione. In meno di 2 settimane vengono raccolte 100.000 firme. È il primo passo concreto dell'iter politico. Il resto è storia di queste ultime ore, con l'approvazione alla Camera del Codice Rosso in cui è contenuto anche il revenge porn. Spero che le forze politiche abbiano capito anche il senso di questa campagna, che proprio si basava su dei principi cardine, tra cui il riconoscimento del consenso nel diffondere una foto, il rispetto della vita intima, la libertà sessuale femminile. Chi è vittima del revenge porn, spiega Silvia, vede la propria vita cambiare. Non tanto forse perché prova vergogna per quello che ha fatto, ma perché prova vergogna per il giudizio e l'etichetta che le viene messa addosso dal resto della società. E quello è quello che porta le persone poi anche a casi estremi come il suicidio, oppure a ripercussioni psicologiche che vanno dalla depressione all'ansia, alla autocensura online, fino poi proprio a dover cambiare lavoro, non trovarlo il lavoro, perché poi chiaramente se è una cosa su internet pure le aziende, i datori di lavoro hanno accesso a queste informazioni.